Il tasso di disoccupazione nel 2008, l'ultimo dato disponibile, quello della media annuale, è del 4,3%, è in aumento rispetto al 3,4% del 2007. Per quanto riguarda la provincia di Trieste, il tasso di disoccupazione è abbastanza in linea con quello regionale perché è pari al 4,5%. Comunque sono entrambi di molto inferiori al tasso medio di disoccupazione italiana che è del 6,7%. Attraverso l'analisi degli indicatori di crisi, quindi le ore di cassa integrazione e della mobilità, si evidenziano due settori principali molto colpiti dalla crisi economica, che sono la meccanica ed il legno. In totale c'è stata un'erogazione di 4,2 milioni di ore di CIG nel 2008 e già nei primi 5 mesi dell'anno in corso, del 2009, siamo arrivati in totale a 5 milioni di ore di cassa integrazione, quindi un aumento più che doppio, si è passati da 2 a 5 milioni. E per la mobilità appunto c'è stato un aumento molto forte, molto significativo a livello regionale, però in provincia di Trieste invece è in controtendenza in quanto si registra una diminuzione degli ingressi.